Allora, siccome anche pochi giorni fa c'è stata un'inchiesta su Presa Diretta sugli effetti negativi sul cervello dei bambini proprio dell'abuso dei social, che strumenti avete voi come polizia postale, uso il nome più comune, no? Per andare a controllare l'abuso tipico, cioè ai social non si potrebbe accedere se si è minori di 13 anni, mentre è facile aggirare questo ostacolo dando una serie di sì alle risposte, hai più di 13 anni sì e si viene ammessi. C'è uno strumento di controllo legislativo e operativo per fare in modo che non si possano iscrivere ai social ragazzi con meno di 13 anni? No, non esiste uno strumento del genere, anche perché considerate che questi social hanno sede legale all'estero. Ma l'abuso è commesso in Italia? L'abuso è commesso in Italia, però sono più che altro delle buone pratiche quelle che accettano anche i social. Per questo io dico sempre che è compito di chi fa l'educatore, del genitore, parlare, dialogare. Noi una volta, tanti anni fa, dicevamo ai genitori: mettete il computer in una zona della casa che sia controllabile. Adesso ovviamente questo è un consiglio che non ha più senso, perché considerate che il regalo tipico della prima comunione per un ragazzo è proprio il cellulare, di conseguenza è impossibile. Bisogna assolutamente che i genitori, prima di tutto gli insegnanti, conoscano i pericoli delle reti, che li spieghino ai ragazzi, far capire che la tecnologia è importantissima, è sicuramente un aiuto, però bisogna assolutamente sapere come utilizzarlo. Noi diciamo sempre: le forbici sono uno strumento che utilizziamo per tagliare il foglio, ma può essere anche uno strumento pericolosissimo se utilizzato impropriamente. Vabbè, ci appelliamo magari a una normativa europea di controllo di queste big companies, perché altrimenti non se ne viene fuori con tutti i vostri sforzi. Logicamente potete intervenire sui reati, quelli su truffe ed altro, ma questa è una truffa umana, diciamo. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo, perché poi oltre a questa iniziativa noi facciamo tantissimi interventi nelle scuole nel corso dell'anno, rivolti tanto ai ragazzi quanto ai genitori e agli insegnanti. Grazie comandante.